Buongiorno, mi chiamo Salvatore Pintus, sono qui per fare una piccola digressione sulla nostra memoria del nostro dialetto, della nostra lingua. Un saluto a tutti, in particolare un saluto ai bambini della scuola di Tissi. Tissi è il paese che mi ha dato i natali, quindi la riflessione che facciamo oggi si riferisce prevalentemente al dialetto che io ho sempre parlato a casa con mio padre, con mia madre e mio fratello e sul quale oggi facciamo un piccolo estratto parlando di due ambiti nei quali è utile che ci si soffermi per apprendere la microlingua di questi settori, in particolare la famiglia e la casa, passando alla lingua sa famiglia, sa domo. Partiamo dalla famiglia. La famiglia nella sua rappresentazione delle parentele, dei legami che rappresentano quindi il padre e la madre in primis, quindi su babbu, sa mamma, i figli, quindi su vizzu, il figlio maschio, sa fizza, la figlia. Il legame tra il figlio e la figlia, su vrade, il fratello, sa sorre, la sorella. Tornando in alto, i genitori dei nostri genitori, quindi il padre e la madre di nostro padre, il padre e la madre di nostra madre, quindi i nonni. Qui abbiamo un diverso modo di indicare questi gradi di parentela, da quelli più antichi a quelli più moderni, quelli più italianizzati, se vogliamo. Quindi abbiamo su onnumannu, che sarebbe il nonno, e sa onnamanna, la nonna. Veniva usato anche il termine su giaiu, il nonno, sa giaia, la nonna. A Tissi non molto, però qualcuno usava anche questi termini. Più recentemente, diciamo nel periodo della nostra giovinezza, si usava di più, modernizzandolo, il termine nonnu e nonna. Diciamo che oggi l'uso più comune che se ne fa è nonnu e nonna. Onnamanna e onnumannu ormai sono scomparsi dal lessico familiare. I parenti che sono in qualche modo collegati con la famiglia, quindi sono i parenti della mamma, del padre, i fratelli del padre e della madre sono gli zii, quindi sutiu sarebbe lo zio e satia che sarebbe la zia. Legami ancora più diciamo elastici all'interno sempre del nucleo familiare o dei nuclei familiari collegati, abbiamo il cugino e la cugina, quindi su vradile, no? Da frade, quindi da fratello, quindi fradile il cugino, sa sorrascia la cugina. Vi accorgete che sto usando la fonetica che ci è propria, quindi il nostro non è un approccio di tipo linguistico puro alla lingua sarda, è diciamo la parlata che io ho appreso all'interno del mio nucleo familiare. Quindi usiamo l'aspirata per dire sorrascia, perché quindi voi lo vedete scritto in un modo e la pronuncia però è quella propria della nostra gente. Poi abbiamo altri gradi di parentela che si riferiscono all'ambito, diciamo così, matrimoniale, no? Tra marito e moglie. Quindi abbiamo i parenti del marito e della moglie, che sono il suocero,
su sogru, e la suocera, sa sogra. Questi suoni in parte derivano anche dagli influssi latini, ovviamente, e da quelli anche spagnoli. Alcuni di questi, per esempio suocera, suocera, suegro, suegra, no? Quindi hanno un po' queste assonanze anche di tipo spagnoleggiante. Poi abbiamo diciamo così, i parenti acquisiti, che sono il genero e la nuora, no? Su benneru, sa nura. Su benneru poi nel linguaggio corrente la B viene tolta e dice su enneru, no? E sanura. Poi legami di parentela ancora più affievoliti abbiamo le cosiddette comparie, il compare e la comare, che sono su compare, sa comare, abbastanza facile da ricordare, e il cognato e la cognata su connadu e sa connada. Poi abbiamo ancora un altro legame di parentela che è, diciamo così, occasionale, che si riferisce a alcuni avvenimenti della nostra vita, che sono quelli soprattutto del battesimo e della cresima. Quindi abbiamo su nonnu de battigimu o de grigimu, che sarebbe il padrino, oppure sa nonna de battigimu e de grigimu, che sarebbe la madrina. Oggi si tende un po' diciamo così, a italianizzare questo termine, quindi nonnu de battigimu o de grigimu e nonna de battigimu o de grigimu non si usa più. Si usa più semplicemente su padrino e sa madrina. Qualcuno inorridisce, però la lingua si evolve, quindi noi abbiamo questa tipologia di influsso un po' della lingua italiana, che ha portato poi a definire questi termini. Ecco, questa è la famiglia, quindi sa famiglia. I legami della famiglia si estrinsecavano poi all'interno della abitazione, no? Che veniva considerata un po' come il tempio, no? della famiglia, in cui la famiglia nasceva, si sviluppava, si arricchiva, dove si intrecciavano i rapporti. In qualche modo era l'elemento che radunava tutta la serie di parentele che abbiamo visto prima. La casa, Sadomo, allora dal punto di vista fisico ne parliamo, cioè come era strutturata in sé e in rapporto al vicinato. Quindi la casa aveva un riferimento esterno che era la strada. La strada era sagarrela, no? Alcuni, molto più anticamente, si usava il termine saia, no? Per dire la strada. L'uscio, diciamo così, di entrata, no? La soglia, ecco, veniva chiamata su giannile, così nella espressione più corrente. Poi c'era l'ingresso della casa, che era s'intrada, no? L'ingresso della casa. L'ingresso della casa era separato da una porta, saianna, no? Dal latino ianua, e un elemento della casa era la finestra, quindi su bajone, no? Ecco la spirata ancora, la scrittura, la grafia è su balcone, in realtà poi la pronuncia nostra è su bajone nel nostro dialetto atissi. L'ingresso, quindi abbiamo detto s'intrada, la porta sagianna, poi abbiamo le stanze, ogni stanza veniva chiamata aposentu, quindi la casa era fatta da tante. La casa anticamente era quasi un monolocale, no? Quindi l'aposentu era
diciamo così, l'entrata, l'angolo di cottura e tutte quelle cose che noi diciamo oggi. Era un ambiente unico, poi l'altro ambiente era quello dove si dormiva. In realtà storicamente questo è stato. Quindi l'ingresso, abbiamo detto, si intrada, la stanza s'apposentu, qualche casa aveva anche il corridoio, no? Che veniva chiamato subassadissu. Subassadissu era proprio onomatopeicamente era il luogo di passaggio più frequente per entrare all'interno della casa, subassadissu. Poi abbiamo la cucina, quindi sagoghina, che era poi l'ambito nel quale prevalentemente la famiglia si ritrovava. Diciamo che noi stiamo parlando di una casa o di case che mediamente non avevano grandi strutture o grandi spazi, e quindi la cucina era uno di questi ambienti nei quali soprattutto la donna rappresentava, poi estrinsecava la propria attività, quindi sagoghina. C'era il bagno, diciamo che il bagno è venuto fuori come struttura facente parte della casa dagli anni 60-70 in poi. Prima c'erano delle strutture nei cortili, quindi si provvedeva in quella maniera lì. Però su gabinette, non su bagno, più recentemente su bagno. Quindi si è passati a quello, anche se su bagno significa anche il bagno che si fa al mare o al fiume, no? Quindi la balneazione vera e propria. Poi abbiamo il forno. Diciamo che le nostre case anticamente avevano quasi tutte il forno, che veniva chiamato anche sadomo de suvurru, la casa del forno, dentro la quale si predisponeva la cottura del pane e di altri ortaggi anche, che erano delle cotture connesse alla realizzazione del pane, che poteva essere settimanalmente o ogni 2 settimane o anche più spesso se la famiglia era numerosa. Diciamo che nella casa del forno, sadomo suvurru, spesso anche famiglie vicine di casa che non avevano questa struttura venivano per cuocere il pane per conto proprio. Quindi il forno, quindi suvurru, sadomo de suvurru. Poi passando ai mobili, quindi i mobili venivano chiamati samobilia, cioè tutte quell'insieme di attrezzi che servivano per la vita quotidiana, no? Quindi il letto, su lettu, il lenzuolo, su lentolu, il materasso, no? Sadrematta, alcuni dicono tramata, ma noi a Tisi usiamo il termine sadrematta. Poi il tavolo da cucina. Il tavolo da cucina era semplicemente sabanca. Per esempio, sedersi a tavola a mangiare, a si sezzere a banca a petorra, cioè con il petto rivolto verso il tavolo per consumare il pasto. Quindi il tavolo da cucina poteva essere apparecchiato o sparecchiato, quindi apparizzato, ipparizzato, è scritto isparizzato, sabanca apparizzata, isparizzata. La tovaglia, che stava sopra il tavolo, si chiamava satiazza, no? Poi sopra il tavolo, sopra la tovaglia, abbiamo il piatto, il piattino, la tazza, la tazzina, quindi subiattu, subiattino, sacicchera e saciccheredda.
a seconda della grandezza. Poi tra le posate ne ricordiamo semplicemente tre, che sono le più, anzi quattro, che sono le più importanti, che sono il cucchiaio, quindi su cocciare o su gocciari. Noi usavamo sia un termine che l'altro, su gocciari, prevalentemente su gocciari. Il coltello, su buceddu, il termine completo è buceddu, abbreviato togliendo la B, nel linguaggio corrente si diceva succeddu, no? Per non ripetere l'articolo con la B davanti, quindi si elideva la B iniziale, si diceva succeddu. La forchetta, sa fuchetta, sempre scritto sa furchetta, però la nostra pronuncia è sa fuchetta. Il cucchiaino, su cocciarino, cucchiaino per il tè, per il caffè, prevalentemente era, o anche per mangiare dei dolci, delle creme, no? Veniva utilizzato su gocciarino. Il tovagliolo, quindi su vrebbeuccu, cioè letteralmente per pulire la bocca, oppure anche su delu, no? Un po' più recente questo termine, adesso si usa su delu, su vrebbeuccu è un termine desueto, non viene più utilizzato molto se non dalle persone della nostra età. Poi abbiamo tra gli utensili di cucina, quelli più importanti, ovviamente ce ne sarebbero tantissimi altri, ma noi ricordiamo gli utensili da cucina, sono il ceso de goghina, no? Il ceso è un utensile che serve per, diciamo così, comprendere, no? Il cibo. In particolare abbiamo la padella, la pentola, scusate, che veniva chiamata sabadedda. Ce n'erano di varie forme, ce n'erano di vari materiali, di rame, di acciaio, di ferro, no? Sabadedda. Poi abbiamo il mestolo sadrudda, no? Il mestolo poi c'era di varie forme e misure e di vari utilizzi, per esempio c'era la schiumarola, quella coi buchi, si chiamava sadrudda vesciunta, no? Il mestolo bucherellato sarebbe. Poi abbiamo il cibo su mandigu, no? Il cibo era quello che noi consumavamo o a pranzo o a cena o alla colazione. Per inciso non li troviamo qui. Su branzu, saghena e immusu, no? Che sarebbe la colazione, la prima colazione. Quindi abbiamo la pasta veniva chiamata zapascia, però a seconda della forma poteva essere chiamata anche su maccarrone, quindi son maccarrones, soccicciones sarebbero gli gnocchetti, e sadazzola, che erano le tagliatelle che venivano fatte. Prevalentemente questa denominazione deriva dal fatto che anticamente la pasta veniva realizzata in casa, confezionata in casa, quindi sulla base di questo assumeva questi termini. Così oggi si generalizza e si dice pasta in senso lato, anche se per esempio salsiccione non si dice più, si dice gli gnocchetti, viene italianizzato questo. L'uso comune che se ne fa è ormai questo, di omologazione tra la lingua italiana e quella sarda. Poi abbiamo altri cibi che sono la carne, quindi sabetta. In alcune zone della Sardegna si dice sapezza, no, noi diciamo sapetta, la carne. Poi abbiamo il pesce, subiche,
E poi a seconda del pesce si usava dire, che ne so, per esempio il muggine si diceva Zubicchiaricani, oppure si indicava il nome e si diceva anche la tipologia di pesce di cui si parlava. Anticamente il pesce e la carne si consumavano anche poco, però questi sono i termini della questione. Poi abbiamo l'acqua, sabba, il vino, suino, quindi stiamo parlando di bevande, prevalentemente l'acqua, il vino, le famiglie che avevano la possibilità di acquistarlo o addirittura di produrlo nella vigna, quindi in sardo Sainza, voi non lo trovate qui, però sono dei riferimenti che sicuramente sono importanti per la casa e per la famiglia. Quindi suinu, l'olio, sozu, diciamo che erano dei beni, l'olio e il vino, che generalmente nelle nostre case c'erano, no? L'olio, anche se poi per condire, oltre che l'olio, si usava anche lo strutto, quindi zozubochinu, no? Qui non lo trovate, quindi l'olio del maiale, lo strutto. Il burro poco si usava, era un bene che è venuto fuori un po' più in là. Infatti io non ho un'indicazione terminologica della parola burro, perché noi non lo usavamo. Poi abbiamo l'aceto, che serviva per il condimento e per cucinare, saghedu. Poi abbiamo il pomodoro, sapumatta. Diciamo che erano le cose che si mangiavano più di frequente, sapumatta, le patate, subatatu, le olive, saolia o solia, S' olia, e l'uva, che era uno dei cibi abbastanza consumati nel periodo, saua. Ecco, questo è diciamo, una carrellata sui due ambiti nei quali si estrinsecava quello che noi abbiamo chiamato il lessico familiare, cioè la lingua della famiglia, quella che in pratica noi apprendevamo in maniera informale dal linguaggio dei nostri genitori. Ecco, questo è quello che io volevo rappresentare in questa prima fase di questa ricerca, di questa riscoperta della nostra lingua. Io uso il termine lingua, anche se è un termine molto impegnativo, però in questo caso noi abbiamo rappresentato la lingua sarda non in termini puristici, ma in termini come ci è stata tramandata attraverso il linguaggio dei nostri genitori.